la partenza del governo Renzi. Molte cose sono state fatte, e qualcuno dice che sono state soltanto annunciate. Voi come giudicate complessivamente queste prime settimane di azione di governo? Ma noi riteniamo che gli spot siano buoni, bisogna però riempirli di contenuti, aspettiamo i decreti che poi dovranno attuarli. Per dirne e citare alcune questioni, va bene mettere 80 euro in più nelle tasche di chi ha uno stipendio basso, però ci sembra iniquo il fatto di non prevedere nulla per i pensionati e soprattutto per i 4 milioni e mezzo di disoccupati che ci sono in Italia. Lo stesso discorso vale per gli stipendi, il tetto degli stipendi dei manager, e va bene parametrarli a quelli del Presidente della Repubblica, e credo che anche un manager pubblico ci possa vivere con lo stipendio del Presidente della Repubblica, però stiamo attenti poi a non creare magari premi di rendimento o cose di questo genere che eliminano quel tetto e lo fanno superare. Ci sono più di 400 nomine da fare nelle società partecipate dallo Stato. Anche lì dobbiamo vedere chi mettere, perché dobbiamo mettere competenza e non appartenenza. Fino ad oggi le scelte sono state fatte per appartenenza e il risultato è quello che abbiamo oggi sotto gli occhi. Allora riteniamo che debba essere fatta una scelta per competenza e non per appartenenza.